Il TAR per la seconda volta ci ha dato ragione. Ora nelle scuole è obbligatorio includere la lingua dei segni. Per la seconda volta il TAR del Veneto dà ragione alla famiglia di una quindicenne di nome Lisa che soffre di disprassia, una forma di mutismo, e invita Ministero dell'Istruzione e Scuola Media di fornire alla studentessa un interprete della lingua dei segni per tutte le lezioni in classe. I giudici del Tribunale amministrativo, visto che ad oggi era stato fatto poco o nulla nelle scuole che Lisa ha frequentato, prima a Paese e poi a Treviso, hanno di fatto con una seconda sentenza commissariato il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, nominando un funzionario per assicurarsi che la loro volontà venga eseguita. Obbligando la scuola a portare alla realtà, al concreto, la famosa sentenza di settembre 2022 dove si diceva che ci doveva essere sempre l'esperto LIS per garantire l'apprendimento, per garantire l'essere a scuola come tutti gli altri, anche per mia figlia e per chi come mia figlia usa la lingua dei segni. È una vittoria senza precedenti per Lisa e per tutti i bambini che soffrono della stessa patologia. Per la sua disabilità, prima sua figlia aveva un insegnante di sostegno che però non conosceva il linguaggio dei segni. Esattamente, da quando Lisa ha iniziato la prima elementare ha sempre avuto docenti di sostegno che non erano formati in lingua dei segni, non la sapevano. Dopo 10 anni, lacrime e sofferenza, 2 sentenze del TAR e 2 scuole medie che hanno rispettato solo in parte le sentenze, ora i ragazzi colpiti come Lisa da questa forma di mutismo, classificati come disabili DSA con disturbi specifici dell'apprendimento, potranno avere al loro fianco degli insegnanti di sostegno che sono anche formati alla lingua dei segni. Tra l'altro questi docenti ci sarebbero già formati. Per assurdo sono all'Università Ca' Foscari, basterebbe la volontà di contattare l'Università Ca' Foscari, di creare sinergia Ministero dell'Istruzione e Università. Dall'anno prossimo Lisa andrà alle scuole superiori, ci si augura che anche lei possa seguire le lezioni felice come tutti gli altri. Grazie alla forza nostra possiamo aiutare tante persone